Buongiorno, ben ritrovati in diretta con Focus. Tanta cronaca, purtroppo tanta cronaca nera. Aveva solo 5 anni Beatrice Angela Gobbo, la bambina che è morta il 4 gennaio nell'ospedale di Padova dopo aver lottato per alcuni giorni contro un virus che l'aveva colpita. Una bambina sana e solare, Beatrice Angela, che viveva con mamma e papà a Veggiano. I primi sintomi della malattia si sono manifestati il giorno di Capodanno, quando la piccola ha iniziato ad accusare qualche linea di febbre salita rapidamente fino a sfiorare i 39. Le sue condizioni si sono aggravate velocemente, tanto che è stata soccorsa dal 118 e ricoverata in pediatria a Padova, dove si è spenta il 4 di gennaio. Per chiarire con esattezza le cause della morte della bambina è stata eseguita l'autopsia. I funerali di Beatrice Angela Gobbo si terranno venerdì 12 gennaio alle 10 nella Basilica di Santa Giustina a Padova. Ancora vittime, questa volta si tratta dell'influenza suina, l'influenza H1N1 all'ospedale San Bortolo di Vicenza. Sono 2 i morti, c'è un'altra paziente in gravi condizioni, ma la Regione Veneto avverte non è influenza suina. Vediamo il servizio della nostra redazione di Vicenza. Nome in codice AH1N1, un virus che in pochi giorni a Vicenza ha portato alla morte 2 uomini. Sono le prime 2 vittime in Veneto. Il primo, un 55enne, è deceduto il 7 gennaio, poi il secondo decesso, un 47enne. Entrambi abitavano in città ed erano in condizioni critiche, intubati in terapia intensiva a causa della polmonite interstiziale che porta insufficienza respiratoria. Non ce l'hanno fatta per complicanze legate ad altre concause. In questo momento al San Bortolo 3 pazienti sono in condizioni difficili. In particolare molto grave resta una donna di 62 anni attaccata all'ECMO, la macchina dell'ossigenazione extracorporea, in attesa che le cure possano agire. Stabile in terapia intensiva un 70enne e un 64enne che sarebbe leggermente migliorato. In realtà questa forma virale differisce dalla tipica influenza suina perché può trasmettersi da uomo a uomo e anche i sintomi sono quelli della normale influenza: febbre, problemi respiratori, dolori muscolari, brividi, affaticamento e mal di testa. È la direzione sanitaria della Regione Veneto in una nota a chiarire come sia sbagliato accomunare il virus H1N1 di tipo A con l'influenza suina. Quello che in questo momento sta circolando in Veneto è lo stesso virus che gira in modo diffuso in tutte le stagioni influenzali dal 2009. Chiamarlo influenza suina è un retaggio mediatico che fa pensare a un virus non stagionale. Ogni anno i virus respiratori determinano un aumento dei ricoveri e della mortalità nel periodo di circolazione. Allo stato attuale i dati sono invece in linea con le stagioni influenzali del periodo pre-pandemico. Il recente report dell'OMS conferma infatti che la mortalità è sovrapponibile a quella precedente al periodo dell'epidemia da Covid. Sul virus resta comunque alta l'attenzione sanitaria. Servizio di Carlo Alberto Inghilleri, riprenderemo tra poco con la cronaca, ma andiamo intanto sulla Pedemontana. Abbiamo deciso di fare un viaggio in diretta da casello a casello dopo il completamento dell'ultimo tratto. Andiamo subito in diretta da Vanessa Banzato. A te Vanessa. Buongiorno a te direttore e alle persone che ci stanno seguendo. Scusatemi se non guardo direttamente in camera, ma sto guidando lungo la Pedemontana Veneta. Abbiamo voluto fare questo viaggio percorrendo tutti i 94 chilometri dal casello di Montecchio Maggiore, che è stato ultimato, come hai detto poco fa anche tu, di recente, e sino al casello di Spresiano, dove poi l'SPV si andrà a collegare con la 27. Allora, noi siamo partiti da Montecchio Maggiore alle 11:09. Alle 11:39 eravamo a Bassano del Grappa e siamo ripartiti da Bassano alle 11:45. Adesso siamo in zona Montebelluna, sono le 12:05, quindi una ventina di minuti. I tempi pre-SPV non si potevano neanche immaginare. Molto bene questo viaggio per quanto riguarda il flusso del traffico. In effetti pochissime auto, pochissimi veicoli
resta soltanto qualche tir, qualche mezzo pesante, ma direi che soprattutto nel nuovo tratto Montecchio Maggiore Bassano del Grappa era praticamente deserta. Molto bene da una parte, un po' meno insomma dall'altra, visto che ancora non è così entrata nel mood di chi deve percorrere lunghi tratti in auto o in camion. Adesso dicevamo questi 94 km, lungo questi 94 km non c'è ancora un'area di servizio, ce n'è un paio che sono improntate, ma di completate non ce n'è ancora nessuno, almeno nel tratto da Montecchio a Montebelluna, questo tragitto che abbiamo fatto, e quindi intanto insomma non c'è la possibilità di avere un'area di sosta per qualsiasi necessità. Si presume che entriamo in studio e poi ti ridiamo la linea perché c'è un problema un po' con l'audio, ovviamente è in movimento, siamo in diretta, in viaggio sulla Pedemontana, quindi ogni tanto il segnale si indebolisce, quindi torniamo tra pochissimo. Facciamo questo viaggio per capire appunto qual è l'intensità del traffico, sembra che ce ne sia molto poco a quest'ora, e poi vedremo anche quali sono i costi, perché c'è una polemica proprio sui costi eccessivi, si è detto, per percorrere questa superstrada. Andiamo intanto avanti con la cronaca, vediamo le novità sull'assassino di Giulia Cecchettin, Filippo Turetta. Sono iniziate le analisi dei carabinieri del RIS di Parma sull'auto, la famosa Golf nera grande. Il 22enne di Torreglia è in carcere da molti giorni ormai per un delitto di cui ha parlato tutto il paese. Quest'auto, come ricorderete, è arrivata dalla Germania perché verso la Germania, in Germania poi era finito Turetta nel suo tentativo di sottrarsi alla giustizia. Sentiamo la nostra redazione di Padova. A 2 mesi dalla morte di Giulia Cecchettin arrivano i primi accertamenti delle analisi che i carabinieri del RIS di Parma stanno effettuando sulla grande punto nera di Filippo Turetta, l'auto utilizzata dal ragazzo per caricare il corpo della giovane e poi trasportarla fino a Piancavallo, dove l'ha gettata in un canalone vicino al lago di Barcis. L'analisi della macchina del killer di Giulia e di tutte le tracce di sangue è fondamentale per la ricostruzione dell'omicidio della studentessa avvenuto lo scorso 11 novembre. I carabinieri del RIS si concentreranno sul sedile posteriore del passeggero e sull'abitacolo, dove le tracce sono più copiose, ma anche sulle pareti e sul tettuccio. Verrà fatto un esame apposito per capire se si tratti di schizzi provocati dal ferimento della giovane all'interno dell'auto, perché l'ipotesi più probabile è che la coltellata mortale sia stata inflitta a Giulia proprio mentre era all'interno della vettura. Le immagini delle telecamere della zona industriale di Fossò mostrano Filippo Turetta caricare Giulia in auto. Quello che le analisi vogliono capire è se la ragazza era ancora viva e poi sia stata accoltellata a morte in macchina. Secondo l'autopsia effettuata il 1 dicembre all'Istituto di Medicina Legale di Padova, Giulia infatti sarebbe morta per dissanguamento provocato da una ferita profonda da lama al collo. Quando verranno effettuate queste analisi così specifiche saranno presenti anche i periti di parte nominati dai legali di Filippo Turetta e dalla famiglia Cecchettin. I carabinieri poi dovranno analizzare il coltello con il manico spezzato repertato a Fossò, il cellulare di Filippo Turetta e un pezzo di nastro adesivo. Andiamo di nuovo in diretta dalla Pedemontana con Vanessa Banzatto, vedremo cosa costerà questo viaggio che stiamo facendo dopo il completamento dell'ultimo tratto. Manca ancora l'allacciamento all'A4, però noi stiamo andando con Vanessa Banzatto, il nostro operatore, da Montecchio verso Bassano del Grappa. Come sta andando adesso, Vanessa? C'è più traffico oppure no? Davanti a me ho un furgone e un camion, quindi sì, c'è veramente poca gente lungo questo tratto di Pedemontana. Dicevo, ancor meno nel tratto nuovo Montecchio-Bassano del Grappa. Veramente lì c'erano dei tratti di chilometri completamente deserti, sia da una parte che dall'altra, insomma in entrambi i sensi di marcia, mentre siccome sappiamo che la complanare, quella che viene chiamata superstrada, la famosa superstrada
la tangenziale Nuova Gasparona, come la si voglia definire, che fiancheggia il tratto di Pedemontana, soprattutto nella zona da Bassano a Breganze, Tiene, Montecchio, quello sì era molto trafficato, ecco. L'SPV ancora non è entrata e come dicevi anche tu nel primo collegamento, una delle cause principali senz'altro è il costo della percorrenza di questa tratta autostradale. E adesso vedremo, mancano 4 chilometri circa a Spresiano, quindi vedremo poi proprio quando andremo a terminare questo nostro viaggio iniziato a Montecchio Maggiore, Spresiano Villorba, ecco, ormai dovremmo esserci nell'ultimo tratto della Pedemontana, quindi vediamo assieme, noi adesso usciamo assieme Spresiano Villorba, eccoci qua, a sinistra ci si immette nella A27, vedete la parte di sinistra, mentre noi adesso entriamo, quindi facciamo proprio le cose in diretta. Vediamo, chiedo ad Andrea Benetti se mi passa il biglietto. Perfetto, adesso vediamo. Introdurre il biglietto e attendere. Introdurre il denaro o la tessera. 15,70 € la percorrenza da Montecchio Maggiore a Spresiano. Pagamento accettato. 94 km si diceva di tratta autostradale, 15,70 € non sono pochi. Per chi dovesse percorrere ogni giorno questo tratto di strada non è per niente poco, anzi è una cifra importante. E adesso noi siamo arrivati a Spresiano, sotto il collegamento con la A27. Inutile dire che la SPV sia comodissima. Questo è innegabile, perché è un filo diretto, proprio un collegamento diretto. L'abbiamo fatta siamo partiti alle 11:09 da Montecchio Maggiore, siamo arrivati alle 11:42 a Bassano del Grappa, siamo ripartiti da Bassano alle 11:45, adesso sono le 12:12, quindi in neanche mezz'ora abbiamo percorso il tratto Bassano del Grappa Spresiano. In pochissimo tempo, mezz'ora, un'ora, neanche un'ora, si percorre il tratto Montecchio Maggiore Spresiano Villorba, quindi tra le due province, cavallo due province di Vicenza e Treviso. Benissimo da una parte, ripeto, 15,70 € il costo dell'intero tragitto, non è per niente poco, soprattutto per chi si trova a doverlo percorrere più volte al giorno per motivi ovviamente di lavoro. Pochi mezzi che transitavano, ma di più, ripeto ancora una volta, i camion, i mezzi pesanti che percorrono l'SPV, auto molto poche che abbiamo incontrato. Più trafficato il tratto del Trevigiano, perché dopo Bassano del Grappa si è tutto sommato riscontrato un aumento nel flusso veicolare, cosa che invece è praticamente inesistente nel tratto tra Montecchio Maggiore e Bassano del Grappa. Ripeto, adesso noi ci riimmettiamo al casello appunto di Spresiano, nell'SPV, per far ritorno alla base, quindi noi stiamo tornando a Bassano del Grappa, al casello di Montecchio Maggiore, e andiamo a ritroso a ripercorrere quindi questi nostri chilometri che ci riportano poi alla sede di Bassano del Grappa. Direttore, un bel viaggio, fa specie vedere, ecco, questo traffico davvero limitato, questo flusso di traffico davvero limitato, e soprattutto fa specie il costo dell'SPV, perché 15,70 € non sono pochi, ecco, ripeto. Grazie Vanessa, grazie molte, grazie. Non è facile tra l'altro commentare, parlare mentre si è alla guida. Grazie anche a Andrea
Benetti 15 euro per i 94 chilometri da Montecchio fino a Spresiano, insomma non sono pochi, soprattutto per i pendolari, per chi la deve utilizzare tutti i giorni. È chiaro che, come diceva Vanessa Banzatto, semplifica la vita di tante persone che prima, per esempio, per arrivare da Treviso a Bassano del Grappa dovevano fare una gymkhana e ci mettevano più di un'ora, anzi un'ora e mezza direi, da Treviso a Bassano del Grappa. Adesso con la Pedemontana si arriva davvero molto velocemente, molto più velocemente. Andiamo avanti con la cronaca nera, perché da lì eravamo partiti. A Tombolo un uomo ha tentato di accoltellare la moglie davanti ai figli, ma è stato bloccato in tempo. È l'ultimo episodio di violenza di genere da inizio anno. Ogni giorno c'è stato un uomo arrestato o denunciato per maltrattamenti nel Padovano. Ha tentato di accoltellare la moglie davanti ai figli minori al culmine di una discussione scoppiata per futili motivi. Solo il pronto intervento di un amico di famiglia che era presente al momento dell'aggressione ha evitato il peggio, e così un 49enne di Tombolo è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti. La donna ha avuto il coraggio di denunciare la violenza solo all'indomani, ma la testimonianza dei figli e del conoscente ha permesso ai militari l'arresto in flagranza differita, una procedura possibile grazie alle ultime normative inserite nel codice rosso. Purtroppo questa storia capitata a Tombolo è solo l'ultimo episodio di violenza di genere nel nostro territorio. Dall'inizio dell'anno nella provincia di Padova sono già stati 6 gli interventi dei carabinieri, quasi uno al giorno. Domenica un 60enne padovano infatti è stato denunciato e allontanato da casa per maltrattamenti in famiglia dopo aver aggredito la moglie davanti ai 3 figli minori. Il giorno dell'Epifania a Vigo d'Arzaro un episodio analogo, un 25enne aggredito con pugni al volto e alla testa la convivente, sempre davanti ai figli minorenni. Le botte e i soprusi duravano da un anno e così il 25enne è stato imposto il braccialetto elettronico e il divieto di avvicinamento. Il giorno prima a Campodarsego un uomo violento è stato denunciato per le sue continue aggressioni. Il 3 gennaio invece a Vigonza un padre di 48 anni è stato denunciato per aver picchiato la figlia minorenne scoperta mentre chattava con un coetaneo. La ragazza è riuscita a mettersi in salvo. I carabinieri hanno scoperto che il padre l'aveva promessa in sposa ad un cugino contro la sua volontà. Infine il 2 gennaio a Casale di Scodosio un 52enne è stato denunciato perché il giorno di Capodanno aveva aggredito la moglie, che è stata così portata in una struttura protetta. Il servizio di Valentina Visentina aveva 26 anni, il giovane detenuto che si è tolto la vita al Due Palazzi di Padova, dove stava scontando la sua pena da alcuni mesi. I volontari dell'associazione Granello di Senape dicono: con lui abbiamo fallito. Aveva 26 anni e viveva a Chioggia Stefano Voltolina, il giovane detenuto che lunedì non ce l'ha fatta a reggere e si è tolto la vita in una cella della casa di reclusione dei Due Palazzi di Padova. Era stato soccorso da alcuni compagni e dagli agenti di Stefano Voltolina, ma il suo cuore ha smesso di battere poche ore dopo il suo arrivo in ospedale. Un gesto drammatico che riporta l'attenzione sulle condizioni di vita nel carcere padovano, dove i detenuti superano la capienza media prevista e resta sotto organico il numero degli agenti. Arrivato ad agosto, la pena di Stefano Voltolina si sarebbe conclusa nel 2028. Seguito dal personale sanitario e anche dai volontari dell'associazione Granello di Senape e l'altra città, Stefano Voltolina era stato coinvolto in un progetto con un insegnante che lo aveva conosciuto anche alle medie, che affida a una lunga lettera il suo ricordo di questo giovane scivolato senza avere una seconda possibilità. Una lettera che si conclude così: cosa posso dire adesso? Abbiamo fallito come altre volte. Facciamo almeno qualcosa per non dimenticarcelo, il nostro fallimento. Di lui, di Stefano, io non mi potrò mai dimenticare. Una grave aggressione a Castelfranco, un'anziana è stata rapinata e per questo è stato arrestato un senegalese. Ci colleghiamo telefonicamente con Christian Arboit. Christian, dici tutto. Sì, buongiorno direttore, buongiorno a te e a tutti i telespettatori di Rete Veneta. Esattamente così, si trova in carcere a Santabona. L'arresto è stato convalidato dal GIP nelle scorse ore. Il senegalese 23enne, autore di una rapina particolarmente violenta domenica mattina a Castelfranco Veneto ai danni di una donna di 78 anni che si stava recando alla prima messa nella parrocchia di Santa Maria della Pieve, la prima messa del
delle 7:30, quindi siamo veramente alle prime ore del mattino quando per l'appunto questo 23enne è entrato in azione, mirava alla borsetta di questa signora che ovviamente se la portava appresso. Qui la colluttazione, la donna che cade a terra e che riporta delle lesioni alla spalla, ne avrà per alcuni giorni, e poi appunto quest'uomo che scappa. La donna però ha la prontezza di chiamare i soccorsi, di lanciare l'allarme, quindi si rialza, va verso la chiesa e a una parrocchiana amica chiede il telefonino con il quale allerta il 112, già perché nella borsetta rubata che le era stata portata via c'era anche il telefono personale. Il 112 viene subito allertato, sul posto una pattuglia dei carabinieri di Castelfranco Veneto, che poco dopo riescono a intercettare un uomo, questo senegalese, quindi giovane, in atteggiamenti particolarmente sospetti. Ne nasce un inseguimento che dura per alcune centinaia di metri, poi l'uomo viene braccato nei pressi della stazione di Castelfranco, è senegalese ma domiciliato nel Vicentino. Nel frattempo, nella fuga, l'uomo si sbarazza anche della borsetta e di una felpa rossa con cui aveva appunto colpito. In pochi minuti quindi l'uomo viene assicurato alla giustizia, viene tradotto a Santabona e qui rimarrà ancora per un po', proprio perché nelle scorse ore è stato convalidato l'arresto. Per il momento è tutto, direttore, ti restituisco la linea. Christian Arboit, adesso noi ci trasferiamo in diretta all'Angelo di Mestre perché tutti i pronto soccorso del Veneto sono sotto assedio per un boom di malati da influenza. Andiamo subito in diretta da Ilaria Marchiori. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo qui nella sede del Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica dell'Ulstre Serenissima insieme al dottor Vittorio Selle proprio per fare il punto sull'influenza, sui dati insomma tra la fine dell'anno e l'inizio del 2024. Comunque pronto soccorso affollati. Qual è il punto in breve, se riusciamo, dottor Selle? Benvenuto. Sì, buongiorno a voi. Rapidamente il picco l'abbiamo visto, praticamente ci siamo, ecco, stiamo solo vedendo se la ripresa delle scuole potrà rialzare un momentino i numeri, insomma, ma dovremo andare poi ancora questo mese di gennaio e poi andare scemando, insomma, questo dovrebbe essere l'andamento. La cosa che la sorveglianza virologica che abbiamo messo in atto in maniera molto precisa ci sta dando come numero, come tipologia di germi che danno queste sindrome sono per il 30% l'appannaggio dell'influenza, un 15% circa il pneumococco e un 15% il virus respiratorio sinciziale. Poi sono virus minori, rinovirus e proprio in maniera quasi minimale l'1% dei ricoverati per Covid, quindi tra la campagna vaccinale e l'immunità naturale dell'infezione, insomma, c'è stata una buona copertura. Fa un po' rabbia, ecco, vedere i numeri alti per l'influenza A e per il pneumococco, per cui sono disponibili 2 vaccini che sono fruibili presso i nostri servizi, presso gli studi medici di medicina generale, insomma l'offerta c'è, basta chiederla e si eviterebbero sofferenze, malattia e anche intasamento poi negli ospedali, perché bene o male abbiamo dei letti di terapia intensiva con persone che non hanno passato così un'influenza, ma hanno, soprattutto quelli che sono un po' più anziani, hanno già altre patologie, hanno un rischio di complicazione importante e quindi difficoltà respiratorie serie, insomma, ecco. Ricordiamoci che ogni letto che va via per questo tipo di patologia evitabile con la vaccinazione va a scapito di qualcun altro che ne ha bisogno per altre patologie non evitabili per le quali non esistono sistemi di prevenzione. Ecco, anche per questo avete deciso di mettere a disposizione 2 giornate proprio senza prenotazione, senza necessità, per permettere di vaccinarsi. E abbiamo continuato con questa offerta di Open Day, cioè vicino alla vaccinazione su prenotazione che c'è ancora, basta andare sul sito della ULSE. Questo sabato faremo una giornata qui a Mestre, in piazzale San Lorenzo Giustiniani, al Dipartimento di Prevenzione e Ambulatorio di Igiene Pubblica, e un'altra a Villa Massari dentro l'ospedale di Dolo per l'area, diciamo, dell'ex ULS 13, con accesso libero, senza prenotazione, così anche chi si incasina col computer non ha scuse e lo vacciniamo.
Ecco, possiamo dire che il picco è passato o dobbiamo aspettarci che arrivi entro la fine del mese come si era letto qualche giorno fa? Guardi, i numeri in questo momento ci mostrano un picco avvenuto a fine anno con un inizio di calo in questa fase qui. Però ripeto, qui ci sta la riapertura delle scuole e abbiamo visto di solito questo può rinfocolare un po' la curva. Quindi attendiamo 10 giorni prima di dire la prognosi della curva. Ecco, nel frattempo ricordiamo appunto che c'è la possibilità di vaccinarsi e ovviamente di mettere in atto tutte le precauzioni che già conosciamo, che abbiamo ripetuto a questo punto anche per anni più e più volte per cercare di non farsi contagiare. Io ringrazio. Soprattutto nei momenti in cui c'è l'affollamento, perché delle volte fa quasi sorridere vedere uno da solo con la mascherina, ma dove c'è l'affollamento questo sì è importante, ecco. Ecco, dunque non mettiamola via, teniamola sempre con noi in modo che se ci si trova in zone affollate la possiamo indossare ed evitare così di contagiarci. Ringrazio il dottor Selle, qui da Mestre restituisco la linea allo studio. Grazie molto Ilaria Marchiori dall'ospedale dell'Angelo a Mestre. E ieri il Presidente Zaia ha fatto un punto stampa proprio sulla sanità, luci e ombre, ha detto il governatore, all'UL7 di Vassallo di Grappa più che altro ombre, soprattutto per via delle lunghissime liste d'attesa. Vediamo. Le proteste riversate quotidianamente sugli uffici relazioni con il pubblico dell'azienda sanitaria da utenti che lamentano liste d'attesa troppo lunghe e una gestione difficoltosa delle prenotazioni è uno dei motivi che continua a creare preoccupazione e disagio. Nell'ULSS 7 restano in galleggiamento e quindi in attesa oltre 24.000 visite, un numero che spaventa considerando la carenza di medici e di personale e l'impoverimento di alcuni reparti. Tuttavia la percezione di questo numero negli utenti, viste le segnalazioni e la generale insofferenza della sanità veneta, è ancora più alto. Nelle dichiarazioni l'obiettivo dell'azienda sanitaria, in virtù anche dei nuovi fondi in arrivo, è di procedere velocemente alla riduzione delle liste d'attesa, ma il problema continua a penalizzare chi soffre. E l'ULSS 7 che cosa sta facendo al riguardo di concreto? Una risposta la dà il direttore generale Carlo Bramezza, che parla di un progetto di smaltimento delle visite in accordo con la Regione Veneto e grazie anche all'apporto che ci hanno dato le strutture private accreditate, convenzionate con l'ULSS. Tutto questo nonostante, in base alle stesse dichiarazioni del direttore generale, uno sforzo operativo di medici e infermieri costante a cui viene ancora una volta chiesto di sacrificarsi. Attraverso degli orari aggiuntivi che ha fatto il nostro personale medico ed infermieristico, con l'apertura alla sera, il sabato e la domenica, facendo anche giornate di recupero straordinarie. Le domande a questo punto su come e quando recuperare le oltre 24.000 visite in attesa restano tante. E come vi dicevo ieri il punto stampa del Presidente Zaia sulla sanità, particolarmente interessato alla carenza dei medici, il Presidente, ma la sanità veneta diceva corre e intanto ha puntato il dito contro i test d'ingresso per accedere alla facoltà di medicina, quindi ha detto il numero chiuso è una disgrazia, ma risentiamo le sue parole. Che a parità di organico la macchina sanitaria ha prodotto molto di più dell'anno scorso, con più 4% di ricoveri, più 8% di interventi dell'ULSS, molto altro ancora. Stiamo parlando di milioni di prestazioni, oltre 10 milioni e 800 mila prestazioni ambulatoriali. Stiamo parlando anche di un contesto nel quale la sanità del Veneto ha saputo performare. Siamo primi per trapianti di cuore, di polmoni, fegato, reni. Direi che questa qualità deve essere poi aiutata da assunzioni che non riusciamo a fare sul fronte dei medici. Per il resto abbiamo assunto più di 4.000 persone, però medici non si trovano. Una sanità che corre nonostante la carenza di medici. Ne mancano 50.000 in Italia, oltre 3.000 in Veneto. L'ha dichiarato il Presidente Zaia presentando il bilancio sanitario regionale del 2023 insieme al Direttore Generale della Sanità Veneta. Un fenomeno
che è anche legato appunto alle carenze di disponibilità del mercato dei professionisti, in particolare i professionisti specialisti. Noi abbiamo avuto negli anni compresi fra il 2010 e il 2023 un lieve calo del personale medico a tempo indeterminato, troverete anche questo dato, un meno 2%, che è stato però compensato, e c'è una ragione per cui sottolineo questo, dall'incremento dei tempi determinati del personale medico, che sono cresciuti dal 2019 al 2023 di 209, quindi dell'84%. In aumento anche la richiesta di prestazioni. Nel 2023 infatti si registra un più 4% di ricoveri in ospedali, interventi chirurgici e interventi di specialistica ambulatoriale, 845.000 le chiamate al SUEM. Il governatore torna poi a puntare il dito sul numero chiuso a medicina, definito la disgrazia di questo paese. Sono convinto del fatto che dovremmo garantire ai ragazzi di mettersi alla prova. Incentivare di più la selezione che sia meritocratica, come accade e è sempre accaduto, ma fare anche in modo che i giovani iscritti possano anche conoscere l'ambiente della sanità, l'ambiente della clinica, delle sale operatorie, perché altrimenti che selezione facciamo a 19 anni con un test asettico, senza anima, e pensiamo magari qualche volta abbiamo anche scartato qualche futuro grande professionista che non ha passato il test. Zaia ha anche ricordato che il Veneto sul fronte delle liste d'attesa ha adottato il dimezzamento dei tempi. Torniamo alla cronaca, il duplice omicidio di Paese, al via il processo, il 50enne accusato di avere freddato il fratello e la cognata potrebbe beneficiare dello sconto di pena. Massimo Pestrin, il 50enne che lo scorso 3 maggio ha ucciso con 11 colpi il fratello Lino e la cognata Rosanna Trento, è arrivato in tribunale scortato dalla polizia penitenziaria. L'uomo è accusato di duplice omicidio aggravato ed oggi in udienza di fronte al giudice Piera De Stefani il suo avvocato ha chiesto che venga tolta l'aggravante della stabile convivenza perché si applica, spiega il legale, solo alla base di una relazione affettivo-sentimentale. Questo consentirebbe di poter accedere al rito abbreviato e quindi ad uno sconto della pena. La decisione che dovrà prendere il giudice è quella relativa alla esclusione dell'aggravante della stabile convivenza tra il Pestrin e le due persone uccise, cioè il fratello e la cognata, perché questa aggravante impedirebbe l'accesso al rito abbreviato che noi abbiamo chiesto e quindi prevedendo la pena dell'ergastolo. Non solo, Pestrin è stato sottoposto ad una prima perizia psichiatrica, secondo la quale al momento di far fuoco Massimo era capace di intendere e volere. In realtà la perizia non vi è stata una consulenza da parte del pubblico ministero fatta non nel contraddittorio delle parti. Nostra opinione è che la consulenza sia un po' troppo superficiale e quindi qualora il giudice dovesse escludere l'aggravante e ammettere l'abbreviato ho chiesto come condizione di accesso all'abbreviato una perizia psichiatrica. Massimo Pestrin, che viveva da qualche tempo nella casa del fratello, quel giorno era sceso in cucina mentre marito e moglie stavano mangiando ed aveva fatto fuoco scaricando 17 colpi. 11 avevano raggiunto le due vittime. Lui stesso poi aveva chiamato i carabinieri confessando quanto aveva fatto. Sguardo fisso, Pestrin ha detto poche parole al suo avvocato. È in attesa, come siamo in attesa noi, della decisione del giudice, che è una decisione importante questa preliminare, perché escludere la pena dell'ergastolo e ottenere la riduzione di 1/3 di pena con l'abbreviato, chiaramente dal punto di vista della difesa e quindi anche dell'imputato è un elemento importante che chiaramente genera un po' di impazienza e dovremo aspettare il 23 di gennaio. Del processo fanno anche parte la madre e le due sorelle di Rosanna Trento, costituitosi come parte civile e difese dall'avvocato Luca Dorella. Servizio di Daniela Sizia, la Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dall'avvocato Maurizio Mazzarella, difensore di Dimitre Traikov, il 62enne bulgaro a processo per l'incidente che è costato la vita nel gennaio del 22 in A28 alle cugine Jessica Fragasso e Sara Rizzotto. L'udienza ieri mattina, l'esito è stato reso noto in serata con la Procura della Repubblica che ha già emesso l'ordine di carcerazione nei confronti dell'imprenditore che quella tragica sera al volante di un SUV speronò la Fiat Panda delle due ragazze senza fermarsi
a prestare soccorso. Jessica, 20 anni, e Sara, 26, morirono sul colpo. Le figliolette di quest'ultima si salvarono. Il 62enne verrà dunque condotto in carcere in queste ore. Deve scontare la pena di 7 anni, comminata in primo grado e confermata in appello. Ai genitori della giovanissima Jessica, Traikov ha liquidato a titolo risarcitorio 676.000 euro, il massimo che potevano ottenere, fermo restando, ha detto il loro legale, che nessuna cifra potrà mai restituire loro la figlia perduta. Una sola persona avrebbe appiccato il fuoco dentro e fuori l'abitazione a Castagnole, nel Trevigiano, dove morirono la 68enne Franca Fava e Fiorella Sandre. E di Fiorella Sandre è stato un 72enne, un piano criminale messo in atto in 17 minuti sul banco degli imputati il marito di Franca, Sergio Miglioranza. In 17 minuti Sergio Miglioranza, accusato di duplice omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, incendio doloso e truffa alle assicurazioni, avrebbe messo in atto il suo piano. Nessun complice, secondo la relazione dei consulenti della Corte d'Assisi, gli ingegneri Alberto Sturaro e Arnaldo Bagnato. L'incendiario avrebbe agito da solo. I due esperti hanno spiegato punto su punto come sarebbe venuto il rogo a Castagnolo, dove morirono intrappolate la moglie Franca Fava, 68 anni, e Fiorella Sandra, 72enne, che viveva con loro. 11 punti di innesco, 9 esterni alla casa e 2 all'interno al primo piano. L'incendiario avrebbe prima sversato della benzina e poi utilizzato dei blocchetti accendifuoco. Una volta posizionato il tutto, avrebbe iniziato ad accenderne uno ad uno, non simultaneamente, come invece aveva ipotizzato la difesa. I periti hanno ricostruito quella che potrebbe essere l'ipotesi per loro più plausibile. L'uomo prima avrebbe acceso gli innesti esterni, poi sarebbe rientrato, avrebbe dato fuoco a quello all'interno ed infine sarebbe uscito definitivamente dalla casa. Il rogo avrebbe attinto il piano terra provenendo dall'esterno, prevalentemente dalle alberature, ma l'incendio che sarebbe scaturito al primo piano sarebbe nato invece dagli innesti posti al di fuori della camera. Insomma, un piano architettato nei minimi dettagli e che ha provocato un rogo imponente, distruggendo tutto, l'80% nelle stanze, ed uccidendo 2 persone. Momenti di sgomento ieri a Borgo Valbelluna, quando uno sconosciuto si è presentato in una scuola della provincia bellunese qualificandosi come il padre di un piccolo alunno e chiedendo di poterlo fare uscire dall'aula in anticipo. Gli insegnanti, che non lo conoscevano affatto, si sono subito insospettiti e il tentativo di inganno non ha avuto esito. È avvenuto in un istituto comprensivo statale. L'episodio è stato reso noto dal preside Umberto Del Col con una lettera urgente trasmessa a tutte le famiglie degli alunni. Alla luce di quanto accaduto, si legge, è stata data comunicazione ai nostri plessi di mantenere la massima attenzione. L'uomo si è allontanato dalla scuola prima di poter essere identificato. Massima attenzione che a questo punto deve essere prestata anche in tutte le scuole, perché questi sono delinquenti che si presentano in un istituto ma che possono poi puntare su altri istituti, quindi è necessario subito lanciare l'allarme in presenza di sconosciuti, di persone che gli insegnanti non conoscono e che vengono a chiedere di portare via dei bambini anticipatamente. Non solo lo stabile abbandonato dell'ex Configliacchi, sono altri i punti di Padova dove i senza fissa dimora cercano riparo tra sporcizia e degrado. Ecco il nostro viaggio nei luoghi più difficili. Entrare in un edificio abbandonato non è così difficile anche in centro città, come le palazzine Liberty di Piazzale Boschetti. Qui, dove le impronte sulla terra bagnata sono ancora visibili, si apre il varco nella recinzione. Quello che vediamo all'interno sono i resti di tantissimi bivacchi, indumenti sporchi, scarpe,
bottiglie e vaschette di plastica che, come nel caso del Configliacchi, vengono utilizzate per allestire braccieri, creando esalazioni letali, come è stato per i giovanissimi stranieri che sono morti nelle stanze all'interno dell'ex Configliacchi. Tra boccette di metadone, animali morti e rifiuti si nascondono le vite di persone invisibili per la società, che li scopre e li conosce solo quando ci sono tragedie come quella dell'ex Configliacchi. Come vedete, all'interno ci sono altri resti di insediamenti in quel pertugio, i resti di un accampamento con sacchi dell'immondizia, coperte sporche, indumenti, avanzi di cibo, escrementi. Resti di alloggi di fortuna in queste notti in cui le temperature scendono sotto lo zero, e per chi non ha un tetto o un posto per dormire, questi luoghi si trasformano nell'alloggio ideale per trovare un po' di riparo, ed è semplice entrarvi perché basta saltare o aprire un buco nelle recinzioni di plastica. Chi cerca riparo qui spesso non vuole essere avvicinato, ma i volontari dei medici di strada si impegnano anche per questo, portando coperte, medicine e un po' di sollievo. Grosso modo sono alcune decine di persone che si presentano a noi, a volte anche su 30 persone, 20-30, ecco. Sono persone che a volte non sanno dove rivolgersi, e noi stessi abbiamo come obiettivo quello di riorientarli verso servizi che comunque sono organizzati in città. Nella mappa dei luoghi in cui le situazioni di degrado sono sempre frequenti e comuni, a Padova c'è anche Piazza Salvemini, chiusa tra i giganteschi palazzi delle banche, o l'area dell'ex PP1 da decenni, transennata e inutilizzata. Continuando nel nostro viaggio in città, si scoprono poi gli accampamenti che da un mese sono sorti sotto il cavalcavia Sarpi Dalmazia. Carrelli della spesa utilizzati per sospendere delle tende realizzate con coperte e materassi sporchi, sotto le quali in pieno giorno dormono un gruppo di uomini rannicchiati per ripararsi dal freddo. E la vicenda dell'ex Configliacchi è diventato un caso politico per il mancato recupero di questa struttura, pare dovuta ad una mancata decisione della Regione. Questo è l'esempio plateale di come l'inefficienza della Regione del Veneto, l'incapacità di stare in mezzo ai problemi delle persone determini degli stalli incomprensibili. E guardate, non è un cavillo burocratico, è la necessità di avere il coraggio di portare in giunta una delibera che riveda il valore dell'immobile sulla base di una perizia fatta da un incaricato del Tribunale di Padova, che determina e che ha determinato, a mio giudizio, il valore oggettivo dell'immobile di cui stiamo discutendo. Il nodo della questione del Configliacchi è il prezzo. A dirlo durante la trasmissione Ring di Antenna 3 la consigliera regionale Dem Vanessa Camani. La proprietà dell'ex IPAB e la Regione vorrebbero vendere a 3 milioni di euro, ma l'offerta della provincia di Padova fatta lo scorso marzo è di 2 milioni e 400 mila euro, una cifra pensata sulla base della stima fatta da un perito. Finché la nuova cifra non verrà portata in giunta regionale, il destino della parte posteriore dell'ex Istituto per Ciechi di Via Reni, teatro dell'ultima tragedia del degrado, resta congelato. Dopo la morte per le esalazioni di 3 giovanissimi stranieri che si erano accampati all'interno, i consiglieri d'opposizione chiedono spiegazioni alla Regione. Anche Elena Ostanel, consigliera del Veneto Che Vogliamo, ha presentato un'interrogazione. Dalla Regione ecco la risposta. È all'interno di un piano di ristrutturazione per quanto riguarda l'IPA che è al vaglio di Azienda Zero. Per fine di questa settimana Azienda Zero darà il via libera al piano di risanamento e di ristrutturazione, quindi poi si procederà, come era nelle more previste, insomma, al rilascio dell'autorizzazione. E intanto, mentre si attendono le decisioni della politica, la Procura continua le indagini sulla morte dei 3 stranieri. 2 sono stati identificati perché già noti alle forze dell'ordine per i reati di spaccio. Il terzo però resta ancora senza un nome. Si va verso un primo sì, anzi c'è stato un primo sì per l'abolizione del reato di abuso d'ufficio che ha inguaiato moltissimi sindaci, reato che nel 90% dei casi poi viene praticamente non comporta poi conseguenze penali. Sentiamo Francesca Bozza, che ha sentito su questo uno dei sindaci che si è battuto di più su questo versante
il presidente dell'ANCI, il sindaco di Treviso, Mario Conte. Siamo insieme al sindaco di Treviso Mario Conte, nonché presidente ANCI Veneto. Buongiorno sindaco, per parlare di abuso d'ufficio, perché ieri è arrivato il primo via libera dalla Commissione Giustizia in Senato per la cancellazione del reato di abuso d'ufficio che, lo ricordiamo, andava a colpire chi commetteva illeciti nell'esercizio delle proprie funzioni di pubblico ufficiale, quindi nei confronti dei funzionari pubblici ma anche di amministratori e sindaci. Questo voto, nonostante quello che era stato l'invito del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella di modificarlo. Sindaco, era una battaglia che avevate portato avanti proprio voi, primi cittadini di qualsiasi colore politico, che spesso vi trovavate in difficoltà nel firmare degli atti, nel prendere le decisioni, proprio per il timore di incorrere in questo reato. Sì, ricordo che il primissimo appuntamento con il ministro Nordio è stato fatto con il presidente di ANCI Nazionale Antonio De Caro, il sottoscritto e il ministro, che già in quell'occasione aveva dimostrato grande disponibilità nell'ascoltare quelle che erano delle preoccupazioni degli amministratori, che, ci tengo a sottolineare, non chiedevano e non chiedavamo di essere esentati dalle responsabilità, perché noi siamo i primi a volere le responsabilità e siamo i primi a dire che chi sbaglia deve pagare. È altrettanto vero che gravavano e gravano su di noi delle responsabilità indirette che molte volte ti tolgono la serenità, e la paura della firma paralizzava il sistema, o peggio ancora allontanava le persone per bene che volevano affrontare per esempio l'esperienza amministrativa, tanto che i candidati alla carica di sindaco sono sempre meno. Io ringrazio davvero il governo, il ministro Nordio, il presidente De Caro, perché hanno saputo farsi interpreti di quelle che erano delle preoccupazioni degli amministratori locali che, lo ripeto, vogliono le responsabilità, vogliono pagare in caso di errori, però vogliamo essere alleggeriti da tutte quelle responsabilità indirette che non dipendono direttamente da noi. Ricordiamo che con la cancellazione del reato di abuso d'ufficio, gli amministratori condannati in primo grado non dovranno lasciare il proprio posto, come accade, non dovranno dimettersi come accade oggi, ma potranno rimanere e ricoprire, continuare il loro lavoro. Cosa cambierà concretamente per voi? Ma significa lavorare con maggiore serenità e con minor paura nei confronti della giustizia, non perché questa ci spaventi, nel senso che noi dobbiamo operare sempre nella legalità, però è altrettanto vero che trovarci responsabili o iscritti al registro degli indagati per azioni che non sono direttamente dipendenti dal sindaco, credo che francamente sia un po' troppo. Con questa modifica sicuramente recuperiamo un po' di serenità, e anche le responsabilità ci fanno decisamente meno paura. Va detto che l'iter continua. Dopo l'esame del testo in commissione, il disegno di legge passerà poi in Parlamento, perché dovrà essere votato articolo per articolo da entrambe le Camere. E lei diceva che questo in qualche modo frenava anche i candidati ad avvicinarsi al mondo dell'amministrazione comunale. Diciamo che fare il sindaco è il massimo servizio nei confronti della comunità, bisogna farlo con responsabilità, con tanta passione e assumendosi anche delle responsabilità. Un eccesso di responsabilizzazione di queste figure porta al fatto che molti si chiedono se ne vale la pena. Allora la passione va bene, le responsabilità, anche andare oltre un certo limite di responsabilizzazione, francamente allontana quelle persone per bene che vorrebbero mettersi in gioco semplicemente per timore appunto del reato di abuso d'ufficio, che molte volte non è nemmeno riconducibile direttamente al sindaco. Quindi abbiamo alleggerito un po' questi aspetti, e sono convinto che questo renderà tutto più semplice anche per coloro che vorranno provare a vivere l'esperienza dell'amministratore pubblico. Ringraziamo il sindaco di Treviso Mario Conte. Andiamo avanti, andiamo a Padova, perché ci sono tracce di topi all'interno di un asilo di Padova, l'asilo Lubitsch, disinfestazione in corso e bambini a casa per 2 giorni. E tutti i particolari in diretta da Chiara Gaiani. A te Chiara.
Direttore, buongiorno ai telespettatori. Le tracce del topo sono state proprio trovate dagli operatori che per un giorno e mezzo hanno lavorato all'interno di questa scuola. L'allarme è scattato lunedì, quando al rientro dal periodo di vacanza sono stati trovati proprio delle tracce del passaggio di questo topolino. Era solo un topo, poi alla fine così è stato verificato all'interno dell'asilo. Più che del passaggio, della presenza. Sono stati notati degli escrementi sul pavimento. Ovviamente in questi casi scatta un protocollo, anche perché è un posto piuttosto delicato. Questo, si tratta di un nido, quindi sono una cinquantina i bambini dagli 0 ai 3 anni che lo frequentano. Quindi abbiamo detto sono intervenuti immediatamente per la disinfestazione. Intorno a mezzogiorno e mezzo una cinquantina di famiglie hanno ricevuto un messaggio che li invitava ad andare a prendere i loro bambini, che sono rimasti a casa dal nido sia nella giornata di lunedì che poi nella giornata di martedì. Questa mattina sono tornati perché è stata fatta un'operazione di pulizia generale all'interno, ma ci spiega che cosa può essere accaduto. L'abbiamo raggiunta in municipio l'assessore all'istruzione del comune di Padova, Cristina Piva. Allora io vi lascerei all'intervista raccolta dalla collega Valentina Visentin, e qui dal quartiere di Altichiero di Padova con Federico Cibotto ti restituisco la linea, direttore. Sono stati trovati degli escrementi in una stanza che, fatalità, aveva all'interno dei sacchetti di farina per la manipolazione delle attività che fanno i bambini solitamente. E naturalmente questo ha creato un problema alle operatrici e agli insegnanti, che hanno pensato di mandare a casa i bambini dopo la mensa, perché doveva essere bonificato l'ambiente e controllato soprattutto che cosa ci poteva essere, perché poteva esserci un topolino ma anche un nido o qualcosa del genere. Cosa che non si era presentata alla fine del 2023, diciamo a dicembre, ma che poi è stato trovato lunedì quando sono arrivati. Per cui sono stati interessati la ditta che fa la deratizzazione, che conosce le metodologie, e le nostre operatrici. Il martedì i bambini non sono andati proprio alla struttura perché c'era questo tipo di intervento. Oggi invece sono presenti tutti perché è stato rilevato la presenza di questo topolino, che è stato tolto di mezzo, è stato pulito tutto l'ambiente, bonificate i lettini, perché potrebbe esserci magari stata il passaggio del topolino sulle brandine, quindi è stato pulito tutto, ripassato tutto l'edificio, e quindi per maggior sicurezza verso i piccoli che naturalmente gattonano e toccano per terra e hanno bisogno della maggiore pulizia. Quindi i bambini adesso sono a scuola normalmente? Sì, oggi sono tranquillamente nel loro ambiente, all'asilo nido Lubic, e naturalmente sono più tranquilli anche i genitori e le insegnanti. Andiamo a Vicenza, dove un detenuto è salito per protesta sul tetto del carcere nel quartiere San Pio X e ha distrutto dei pannelli fotovoltaici. Sentiamo i particolari. 50.000 euro di danni. A tanto ammonta il danneggiamento dell'impianto fotovoltaico del carcere di Vicenza ad opera di un detenuto da poco arrivato alla casa circondariale Filippo del Papa, che è riuscito a salire sul tetto del nuovo padiglione. Un gesto compiuto per protesta a seguito dell'ennesimo trasferimento da altre strutture carcerarie. Un detenuto considerato di difficile adattamento secondo gli agenti di polizia penitenziaria, insofferente alle regole, che acutizza i problemi già esistenti nel carcere. Sono state 9 le aggressioni degli agenti lo scorso anno, 64 le violazioni penali e 14 le proteste collettive dei detenuti. Si sta cercando un uomo di una certa età che con un'auto d'epoca pare abbia perso il controllo dell'auto che stava guidando ed sarebbe precipitato in acqua al Lido di Venezia, in laguna, in Riviera Santa Maria Elisabetta, tra il patronato ed il tempio votivo. Le ricerche sono in corso, è proprio la sponda del Lido di Venezia che guarda verso il centro della città, a Santa Elisabetta, che è una parte del Lido di Venezia, è la parte più abitata del Lido
di Venezia, dove per ora non si comprende come quest'uomo possa essere finito in acqua, perché evidentemente è uscito dalla careggiata e si è inserito nella parte che è proprio prospiciente all'acqua. Vedete le immagini che ci sono arrivate dei sommozzatori dei vigili del fuoco che stanno tentando di individuare questa persona. C'è una protesta a Rosà per una discarica a cielo aperto. Sentiamo cosa ci dice Monica Smidele. Siamo con il sindaco di Rosà, Elena Mezzalira, per parlare di una situazione di abbandono di rifiuti che si è verificata in via Dalmazia, nella frazione di Sant'Anna. Abbandonati bidoni, latte di vernice in una zona di campagna ma a ridosso della zona industriale. Sindaco, cosa farà il comune? Sì, si tratta di un'area privata, quindi noi in realtà abbiamo avvisato e abbiamo parlato con il privato in modo che si adoperasse per la rimozione. Purtroppo il tema dell'abbandono dei rifiuti è un tema sempre attuale. In questo caso non si è trattato di un abbandono lungo strada, quindi lungo il ciglio stradale che è di competenza del comune, ma in un'area, in una servitù di passaggio tra la zona industriale ed un'area destinata a coltivazione, insomma all'agricoltura della frazione di Sant'Anna. Diciamo che chi ha abbandonato qui ha abbandonato un carico importante di rifiuti, quindi sicuramente è andato con un mezzo, con un camion, con un mezzo attrezzato di notte, però i privati si sono adoperati per andare a denunciare l'evento e soprattutto attraverso le telecamere della zona industriale stanno cercando attraverso i carabinieri di risalire a chi ha effettuato il danno, il reato, insomma. Sindaco, come diceva è un volume importante di rifiuti, ci sono anche delle latte di vernice, insomma i cittadini sono preoccupati e hanno scritto anche alla nostra redazione. Diciamo che di sicuro è un abbandono ben visibile e quindi anche a chi cammina lungo quei percorsi ciclopedonali che abbiamo a Rosà sicuramente l'ha notato, quindi un abbandono di questo tipo è davvero un reato grave, è un atto grave nei confronti del nostro territorio e quindi per fortuna che chi insomma presidia l'area è privato, ha un sistema di sicurezza e di controllo che ci aiuterà anche a risalire e a individuare chi è colpevole di aver fatto questo abbandono. Oggi nella nostra regia Francesco Ceronna, Italo Morau e Nadia Brazzo. Andiamo in pubblicità, 2 minuti e torniamo subito. Grandi manovre a Bassano del Grappa in vista delle prossime amministrative. Il centrodestra pare che riproponga la candidata, l'attuale sindaco Elena Pavan come candidata, e non si sa ancora, si fanno molti nomi per il centro-sinistra. Facciamo il punto della situazione con Ferdinando Garavello. Il 2024 è appena iniziato, ma già il clima elettorale è bollente a Bassano. Dall'Epifania è tutto un susseguirsi di incontri e riunioni più o meno ufficiali, più o meno carbonare. La situazione al momento è questa: il centrodestra tratta e il centrosinistra tratta. Come trattano però fa la differenza. Partiamo dall'attuale maggioranza che pare più vicina a trovare una quadra. Lega e Fratelli d'Italia sembrano prossimi all'accordo e la strada verso un candidato unico è spianata. Forza Italia sta alla finestra, anche se qualcuno a mezza voce suggerisce che l'entusiasmo verso la destra più accesa non sia proprio alle stelle. Il centrosinistra, dicevamo, pure tratta, ma la frammentazione è dietro l'angolo. Attorno al nucleo formato da PD e Bassano Passione Comune potrebbero convergere altre forze politiche, anche se sono in molti a scommettere che alla fine ci saranno almeno 5 o 6 candidati al primo turno. Entrambi gli schieramenti hanno in comune un fattore: nessuno ha un candidato sindaco ufficiale. Tra veti incrociati e autocandidature, qui nessuno ha idea di chi comparirà nei santini di questa primavera.
Mancano insomma i due attaccanti, entrando in una metafora calcistica. L'attuale maggioranza, restando in tema, ha una squadra più compatta ma una difesa un po' ballerina, se vogliamo guardare la fiducia dei cittadini verso Elena Pavan emersa nei recenti sondaggi. Ma agli avversari manca proprio quell'attaccante in grado di fare gol da solo, ovvero di convogliare il gradimento politico e della cittadinanza. Ci sarebbe l'ex vice sindaco Roberto Marin, che ha aperto le porte con l'unica preclusione della sindaca e che resta però al momento svincolato. In soldoni, il centrocampo è l'area più affollata, anzi diciamo pure che il centro, uscendo dalla metafora sportiva, è l'area più affollata. E sono in molti che si fanno l'occhiolino dalle opposte barricate per vedere se si riesce a fare una grande coalizione moderata. Avanti al centro contro gli opposti estremismi, diceva un tale tanti anni fa, ma siccome tutto torna prima o poi, ci sta anche che sia di nuovo d'attualità questa voce. Almeno fino al prossimo ribaltone. E ieri sera a Focus tra gli ospiti anche Gianluca Pietrosante, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, una puntata che era intitolata sulla richiesta, così ha scritto Repubblica, da parte di Giorgia Meloni di avere come candidato presidente per un eventuale dopo Zaia, nel caso non ci fosse un terzo mandato, Luca De Carlo, il senatore Luca De Carlo. Sentiamo cosa ha detto Gianluca Pietrosante. Da Villanova all'inizio di questa trasmissione abbiamo ancora davanti mezzo anno di amministrare, insomma di amministrazione per quanto riguarda importanti progetti, opere pubbliche e anche infrastrutture a Bassano. Diciamo che ormai già dall'ultimo consiglio comunale, quando è stato votato il bilancio di previsione per il prossimo triennio, subito dal giorno dopo si è cominciato a parlare del possibile candidato sindaco, della possibile riconferma dell'attuale Elena Pavan, ecco, dove lei ha dichiarato a mezzo stampa la sua disponibilità. Il giorno dopo la Lega, insomma i vertici del suo partito hanno un po' ritrattato, ecco, insomma, questa sua disponibilità, e mi rifaccio insomma quanto dice il mio partito, sia per quanto riguarda a livello regionale, come insomma è stato sempre detto, e sia per quanto riguarda anche i vertici locali del Bassanese e della provincia di Vicenza. Fratelli d'Italia ha le competenze e soprattutto la classe dirigente per esprimere un proprio candidato, ecco. Poi lì insomma la fanno da padrona i dirigenti di partito e le segreterie locali, provinciali, ma soprattutto per una città come Bassano del Grappa, che è l'ottavo centro del Veneto, una tra le tre più importanti città che andranno al voto nel prossimo semestre. Sicuramente bisognerà studiare tutti i pro e contro sia dell'operato di Elena Pavan, che è stato fatto in questi 4 anni e mezzo, ma soprattutto anche volgendo lo sguardo in futuro, cioè in maniera lungimirante, per capire anche gli equilibri in base ai sondaggi. Concordo con quanto ha detto il consigliere regionale Montanariello, che 2 anni ormai per la politica è un'era geologica, così come anche 3 mesi, insomma, fanno presto a cambiare tante dinamiche, ecco. Presto a cambiare tante dinamiche, ha detto Gianluca Pietrosante. Ieri sera a Castelfranco tutto esaurito per la presentazione del libro di Roberto Vannacci, Il mondo al contrario. Prima della presentazione l'ha intervistato Eddie Kaliman. Vediamo. Neanche tutta questa polemica sul mio libro la ritengo abbastanza sterile. A chi non piace o a chi crede che non gli piaccia non lo compra, a chi piace o a chi crede che possa piacere lo compra e lo legge. E cosa risponde alla contromanifestazione di questa sera? Niente, assolutamente nulla, facciano quello che vogliono, nel loro tempo libero possono fare quello che vogliono. Ma quindi nel suo futuro lo vede un passaggio in politica? Io il mio futuro non lo conosco, ho vissuto una vita con lo zaino sulle spalle, senza sapere cosa avrei fatto l'indomani, e quindi valuto qualsiasi opportunità come fa qualsiasi uomo senza precludersi il proprio destino. Salvini lavorerebbe alle europee? Io ho già ringraziato per questa offerta, perché vuol dire che riconosce in me qualche capacità, altrimenti non l'avrebbe fatto, e ho detto che valuteremo a mente fredda, continuando a fare il soldato. Salvini o qualcuno della Lega l'ha contattata direttamente? No. Fare questa proposta? No. Non l'ha proprio sentito Salvini? No. Ah, quindi l'ha preso in diretta nazionale? Che era... No, lo ha preso ieri sera. Per la candidatura? Lo ha preso ieri sera, non in diretta nazionale, perché me lo hanno riportato. Mi hanno mandato tramite WhatsApp l'ANSA, nella quale appariva proprio il discorso che ha fatto il ministro Salvini, credo alla trasmissione di Porro? Benissimo. Ma quindi ci sta pensando?
come penso a tante altre cose, certo. Le europee sono tra qualche mese, tra pochi mesi. Quanto tempo si è dato per decidere? Non lo so, perché non conosco le tempistiche delle elezioni, però valuterò nei tempi giusti. Beh, un tempo se l'è dato. Non me lo sono dato un tempo. Senta, ma la sua idea di Europa è compatibile con quella della Lega? Non so quale idea abbia dell'Europa la Lega perché non mi occupo di politica e stasera non darò risposte politiche. Quindi... Qual è la sua idea di Europa però? Ma la mia idea di Europa è un'Europa che serva a tutte le nazioni, è un'Europa che esiste e che deve esistere perché giustamente è un'istituzione che ormai si è imposta, no? Nell'ambito della geopolitica internazionale e quindi deve essere sempre più funzionale, sempre più efficiente, sempre più efficace, a favore di tutti i membri componenti. Non ha ancora deciso, però le piacerebbe portare le sue idee in Europa? Ma io le mie idee fino adesso le ho scritte in un libro, magari questo libro verrà letto anche in Europa. È già stato tradotto in 4 editori stranieri, quindi magari lo leggeranno anche là. Portarle direttamente? Vedremo. Insomma, serve qualcuno come Vannacci, come lei al Parlamento europeo? Non lo so, questo lo decideranno eventualmente, se deciderò di rispondere ai vari inviti che mi saranno fatti, gli elettori. E altre proposte le accetterebbe? Perché no? Certo. Ma le ho già detto, non c'è solo la politica, c'è l'imprenditoria, ci sono le relazioni internazionali, ci sono tanti altri settori che sono interessantissimi. Lei non si sente un uomo di destra? Nella maniera più assoluta. Si sente un uomo di sinistra? No, le ripeto, non ho mai fatto politica e non la faccio stasera, quindi non mi sento né di destra né di sinistra. Mi sento un uomo che ha scritto un libro su alcune tematiche di attualità e sociali e ha espresso le proprie opinioni. Poi siete voi che le state configurando a destra o a sinistra, non io. C'è stata questa polemica anche, c'è stata polemica con la UPIC. No, io non ho mai avuto nessuna polemica con nessuno. C'è stata una libraia, si può dire, una libraia, titolare della libreria, che penso 4 mesi fa, subito dopo l'uscita del mio libro, che è apparso unicamente su una piattaforma elettronica, si è rifiutata di fare una cosa che nessuno le aveva chiesto, di vendere il mio libro. Quindi è stata probabilmente un'uscita per farsi pubblicità, perché nessuno le aveva chiesto di venderlo e non avrebbe potuto venderlo, perché il mio libro era solo su Amazon. E adesso attenzione, continua a esprimere dei pareri sul mio libro e sul fatto che qua ci sia una presentazione, quindi io ho gentilmente invitato la signora a venire stasera e a esprimere con tutta la forza e anche la causticità che avrebbe potuto esprimere le sue critiche e la sua opposizione a quanto espresso io in un clima pacato ed educato. Sono libero, non mi sono mai sottratto al contraddittorio con nessuno e sarei stato qua per rispondere a tutte le sue critiche. Torniamo a Bassano del Grappa, dove c'è un conto alla rovescia per la riunione sul teatro aperta alla cittadinanza. Un teatro comunale a Bassano manca da troppo tempo dopo la chiusura dell'Astra. La nostra città lo merita e lo avrà. Inizia così il post pubblicato oggi dalla sindaca Elena Pavan sul suo profilo Facebook, proprio quello dove dice di aver pubblicato l'avviso del Capodanno rinviato e invece di quel post non c'è traccia, ma questa è un'altra storia. Torniamo all'annuncio sul futuro teatro di Bassano. Eravamo rimasti qui, con la previsione azzeccata da parte del consigliere Roberto Campagnolo che, carte alla mano, ha evidenziato come l'amministrazione avesse già espresso una preferenza sulla futura location del teatro ben prima di iniziare a confrontarsi con i cittadini. Ma allora, se la preferenza è stata già indicata dal Comune, come va interpretato, ad esempio, il prossimo incontro con i bassanesi in sala Chilesotti, tenendo a mente le parole della sindaca Pavan, che anche oggi ha continuato a parlare di confronto con i cittadini. È una presa in giro quella di dire discuteremo con la città. L'amministrazione ha già deciso. Oltretutto, le premesse per l'incontro del 12 gennaio con la città sono tutt'altro che promettenti. Chi lo dice? Il vice sindaco Andrea Zonta. Io non sono convinto che sarà gennaio il termine ultimo, perché quando si comincia a parlare di queste cose c'è sempre un periodo di riscaldamento, per usare un termine atletico, dove prima ci si riscalda i muscoli, poi si comincia a parlarne e probabilmente ci sarà bisogno di riunioni successive per capire qual è la... Però poi finisce il mandato dell'amministrazione se si perde troppo tempo. Però diciamo che si può arrivare sicuramente alle elezioni con un'idea precisa di quello che si potrà fare. Se lo facciamo prima, ben venga. Se sarà necessario qualcosa in più, magari lo farà chi verrà dopo, ma almeno ha gli strumenti per poter decidere.
E non si fermano i ladri, i predoni che hanno colpito a Galzignano Terme, dove è stata svaligiata anche la casa dei genitori del sindaco Riccardo Masin. La zona dei Colli presa di mira dai ladri in questi primi giorni del 2024. Complici le abitazioni vuote per le vacanze. Molti al rientro hanno trovato brutte sorprese, ma anche chi è sempre stato a casa ha subito la visita dei predoni. È accaduto anche ai genitori del sindaco di Galzignano Terme, Riccardo Masin, che lunedì pomeriggio, al rientro da una visita medica, hanno trovato la casa svaligiata. I ladri hanno agito in pieno giorno. Nel primo pomeriggio, nel più classico dei modi, hanno forzato la finestra e hanno rovistato dappertutto, portando via anche alcuni gioielli di famiglia che hanno un grande valore affettivo per i genitori del sindaco. Scosso dalla vicenda personale e preoccupato per la sicurezza di tutti i suoi concittadini, il sindaco Masin ha deciso di chiedere ai carabinieri di intensificare i controlli sul territorio, in progetto anche un potenziamento della videosorveglianza. Sarà mio compito, ma non perché sono andati a casa dei miei genitori, perché effettivamente noi siamo cittadini normali, potrebbe essere successo a qualsiasi altro, di incentivare quelle che sono le attività di controllo durante, secondo me, le fasi pomeridiane, oltretutto perché mi sembrano che siano quelli gli orari che sono più battuti da queste scorribande di piccola criminalità che ci sono in questo periodo, soprattutto nel periodo natalizio. E poi l'incentivazione di quello che sarà la videosorveglianza. Noi a Galzignano adesso, tra aprile e maggio, attiveremo quelli che sono i varchi su tutte le principali arterie d'entrata del nostro territorio, in modo di avere un controllo più capillare. Cittadini e commercianti di Vicenza continuano a chiedere maggiore sicurezza, maggiori controlli. Sentiamo la nostra redazione. SOS Sicurezza in centro storico è la priorità per cittadini e soprattutto commercianti. Serve una presenza visibile delle forze dell'ordine, soprattutto nelle ore serali e notturne. Sarà probabilmente la richiesta più frequente che i cittadini porteranno alla giunta comunale, che si riunirà mercoledì prossimo all'Oratorio dei Proti. L'ultimo appuntamento tra quelli previsti in calendario dal sindaco Possamai, per dare modo ai residenti dei diversi quartieri di colloquiare direttamente con gli assessori competenti. Ora è il turno del quartiere centro. C'è tanto da fare, un po' per la sicurezza, un po' per quello che leggiamo anche sui giornali e soprattutto più presidio del territorio, in modo da essere più tranquilli quando si passeggia la sera o anche il pomeriggio. I marciapiedi che sono un pericolo per chi ha il Parkinson come me. Corso Fogazzaro è una zona bellissima, perché tutti ci dicono che è una zona bella, ma forse poco valorizzata. Ecco, bisognerebbe valorizzarla di più, quello è importante, e più sicurezza. La clientela ha difficoltà a uscire la sera perché si sente non si sente sicura, in quanto dicono che manca un po' di sicurezza. Tanti negozi sono chiusi, purtroppo sono stati trasformati in garage, e lì c'è da lavorare per rivalutare la città. Gente di strada, però è un degrado enorme, insomma, che dormino sui gradini della Basilica, Palazzo Chericati e quant'altro. Cioè, non è una bella cosa per il cittadino e per noi. Clienti e anche turisti hanno notato che la città era un po' spenta. E diciamo che questo comunque deve essere una cosa che deve essere organizzata per tempo e fatta bene, perché la gente vuole venire in città e trovare qualcosa da vedere, insomma, e di conseguenza va anche nei negozi, punto primo. Poi sicuramente quello della sicurezza negli ultimi tempi è diventato un problema. Sì, forse un po' tutti segnaliamo la stessa cosa, vogliamo un po' più sicurezza. Ci sentiamo non tanto protetti, nonostante gli sforzi dei vigili urbani, soprattutto, che loro ce la mettono tutta, però manca la sicurezza. Io spero che l'amministrazione comunale col nuovo anno dia una svolta a questo problema. Il nuovo questore di Vicenza rassicura, dice: le segnalazioni dei cittadini saranno valutate con la massima attenzione. Che sono dati oggettivi. Noi siamo di fronte a dei trend
criminali che sono sicuramente in calo, che parlano sicuramente di un calo per la maggior parte dei reati. Però spesso la percezione della sicurezza utilizza un linguaggio diverso, nel senso che ci si sente spesso meno sicuri. L'insicurezza manifestata dai cittadini in città, ma anche nei comuni più piccoli della provincia, è una costante che anche noi di Rete Veneta registriamo e documentiamo sempre più spesso nei nostri servizi. Se però la frequenza dei reati più gravi è in calo, negli ultimi anni cresce la paura per la microcriminalità che limita la libertà di movimento. Il degrado generato dallo spaccio di stupefacenti soprattutto e il timore di essere aggrediti con violenza anche per pochi spiccioli sono le situazioni che più spesso i cittadini ci raccontano, chiedendo alle istituzioni la presenza visibile delle forze dell'ordine. Un segnale che ribadisce ancora una volta che la gestione della sicurezza deve tenere nel dovuto conto anche di quella percepita. E credo che sia fondamentale mantenere alto l'impegno su una presenza qualificata nei territori che i sindaci, ma gli stessi cittadini, che invito a segnalarci situazioni particolari, perché comunque saranno prese nella dovuta considerazione da parte nostra e cercheremo in questa maniera di essere più presenti, di far percepire loro una sicurezza che non è solo una sicurezza reale, ma correttamente deve essere anche una sicurezza che venga percepita, che venga notata. E dopo le due ultime rapine a Vicenza interviene il capogruppo della Lega in Consiglio Comunale, Jacopo Maltauro. La piena solidarietà come capogruppo della Lega alle giovani ragazze e ai cittadini che in questi giorni hanno subito aggressioni a Vicenza per quella che ormai è una situazione insostenibile, emergenziale. Per il centro-sinistra nei primi mesi la sicurezza a Vicenza non è stata di certo una priorità. Oggi si dice che si vuole intervenire, ma bisogna farlo dando risposte e fatti concreti. Come Lega noi non ci siamo fermati alla critica, ma abbiamo avanzato delle proposte, dei provvedimenti anche in Consiglio Comunale a novembre e anche nell'ultimo bilancio, dove abbiamo presentato un ordine del giorno votato all'unanimità che chiede il rafforzo della videosorveglianza non solo in centro ma anche nei quartieri, il supporto e sostegno ai gruppi di controllo vicinato e l'aumento anche di quello che è il servizio di custodia e sorveglianza nei parcheggi sensibili della città. Risposte concrete nel rispetto di chi ha subito queste aggressioni e soprattutto di chi vive, lavora e visita la nostra città. A Padova un durissimo attacco della CGIL alla Regione con la esternalizzazione degli stabulari degli animali all'Istituto Zooprofilatico di Legnaro è a rischio anche la salute dei cittadini. Per noi le esternalizzazioni nei servizi essenziali non funzionano, soprattutto se questo poi ne viene a ricadere in quella che è la funzione pubblica generale del servizio. Quindi riteniamo che l'Istituto debba ritornare indietro a quanto deciso in questa sperimentazione e secondo deve essere garantito il servizio pubblico e che queste persone siano dipendenti pubblici dell'Istituto. Questa è la preoccupazione dei sindacati per quanto riguarda l'esternalizzazione degli stabulari degli animali all'Istituto Zooprofilatico Sperimentale delle Venezie di Legnaro. Sono strutture dove si tengono gli animali e c'è una particolare struttura tra l'altro di massima sicurezza, si chiama BSL3, dove si tengono questi animali, dove si fanno le ricerche, si fanno le verifiche diagnostiche, si fanno le verifiche sierologiche eccetera di tutte le varie malattie per cui l'istituto è accreditato a livello nazionale. Le richieste di incontro da parte dei lavoratori sono però cadute nel vuoto. Ora i sindacati chiedono che quella che era stata presentata come una sperimentazione venga ritirata. Questo è un servizio importantissimo di eccellenza, presente in 3 sedi in tutta Italia, con tipologie animali molto particolari, che non si limitano solo a quello che può essere lo studio sui topini, ma tante e specifiche non solo tipologie di analisi sui virus, ma tante specifiche tipologie animali che vanno sorvegliate, verificate, accudite e controllate con competenze che si costruiscono dentro una filiera sanitaria di dipendenza del pubblico. L'esternalizzazione, lo vediamo anche in altri settori sociosanitari, rischia di distruggere la catena assistenziale.
Preoccupazione dopo i 2 decessi provocati dalla cosiddetta influenza suina. Abbiamo sentito Vinicio Danzi, direttore rianimazione e terapia intensiva del San Bortolo di Vicenza. Ci sono stati 2 decessi legati alla influenza A variante H1N1 e di cui uno era stato sottoposto in circolazione extracorporea, è morto per complicanze della circolazione extracorporea, che è legata proprio alla necessità nelle gravi polmoniti interstiziali, che i polmoni perdono la loro funzione. Questo sistema permette di ossigenare e rimuovere l'anidride carbonica. È logica che ogni azione medica, come ogni farmaco, quando noi lo somministriamo, abbiamo degli effetti positivi, ma ci sono anche degli effetti collaterali. Circolazione extracorporea ricorriamo sempre in extremis, quando non vi è più spazio, ma lei stessa porta a dei rischi come quello dell'emorragia cerebrale e altre patologie. Ci sono altri pazienti e in che condizioni sono? Noi come azienda, col direttore generale, la dottoressa Bonavina, la direzione medica, ho segnalato la cosa perché ho visto un andamento, a mio parere anomalo, e delle presenze di infezioni da H1N1 che arrivano in rianimazione. 6 casi nel giro di poco tempo, non li avevo mai visti. Ho guardato anche la curva, è una curva molto elevata. La H1N1 è una variante dell'influenza A che può comportare anche gravi polmoniti interstiziali. Ci sono stati 6 casi in contemporanea, gli altri casi attualmente sono in miglioramento, permangono critiche la situazione di una signora che abbiamo ancora in circolazione extracorporea, ma che sta recuperando piano piano, nonostante gli alti e bassi legati a questa patologia, la propria funzione polmonare. Speriamo che da una situazione critica ne possa uscire. Intervista di Luisa Bertini, ancora 2 minuti di pubblicità e torniamo con voi. Andiamo a Padova, dove parte a primavera la realizzazione di uno dei più grandi parchi della città, 13 ettari condivisi con il comune di Albignasigo nella zona sud. Guizza in lingua longobarda significava bosco e così l'area sud della città verrà restituita alla storia. Parliamo di un parco di 7 ettari nella zona acquistata dal comune di Padova in via Confortini, pronto nel 2025, e in futuro quel parco diventerà molto più grande, ben 13 ettari, a cavallo tra i comuni di Padova e Albignasego. È il futuro del parco Guizza, che dovrà essere anche intitolato a qualcuno. La prima parte, nella zona di via Confortini, costerà 1.700.000 euro, 1,5 milioni circa finanziati dall'Europa attraverso la regione, 170.000 euro messi dal comune, lavori al via a primavera. Abbiamo approvato in questi giorni il progetto esecutivo dopo una serie di incontri con il comune di Albignasego e con la consulta di quartiere con i cittadini, che ci hanno portato a fare alcune modifiche. Saranno sì dotazioni sportive, come si è sempre detto, ma anche allargate alla fascia della terza età e anche a spazi di socialità, quindi con più funzioni rispetto a quelle inizialmente previste. Ci sarà poi una pista ciclopedonale che unirà Padova a Albignasego, comune coinvolto nell'operazione, e così alla fine la zona sud avrà un enorme spazio verde richiesto da anni dai cittadini. Che già nel corso della primavera si vedranno i movimenti terra, si vedrà l'allestimento dei sottoservizi per i lampioni, si vedrà quel lavoro che è propedeutico a fare in modo che poi, io credo già a inizio 2025, il primo stralcio sarà completato. Pederobba festeggerà con una cerimonia che coinvolgerà tutta la cittadinanza la decisione del Presidente della Repubblica di conferire al Comune, che era fronte della Grande Guerra, la medaglia d'oro al merito civile. Soddisfazione, ma soprattutto orgoglio per la mia comunità. Questo sta a dimostrare il sacrificio dei nostri antenati durante il conflitto bellico della Prima Guerra Mondiale.
È iniziato con una notizia che ha colpito ed emozionato l'intera comunità questo 2024 per Pederobba. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il decreto con cui viene conferita al piccolo comune ai piedi del Monfenera la medaglia d'oro al merito civile per i sacrifici compiuti tra il 1917 e il 1918. È stato riconosciuto il sacrificio della nostra gente che ha dovuto lasciare le proprie case affrontando un profugato non indifferente arrivando fino in Sicilia. Ricordiamo che il nostro territorio è proprio sulla linea del Piave, teatro di grandi battaglie che ha coinvolto la nostra cittadinanza. Richiamando il decreto emesso in seguito al vaglio di un'apposita commissione del corposo dossier preparato dal Comune, il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha fatto pervenire al Sindaco l'attesa comunicazione che sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Pederobba e il suo territorio fecero da sfondo ai violenti combattimenti tra le truppe italiane e quelle imperiali, con queste ultime che stavano per prevalere. Avevano quasi sfondato, ma grazie al famoso ponte di barche che è stato costruito proprio nel territorio di Pederobba, nel fiume Piave, abbiamo fermato l'avanzata austro-ungarica. Sebbene a distanza di oltre un secolo da quei fatti, la medaglia al valore civile che affiancherà quella d'argento sul gonfalone ha un alto valore simbolico e sarà celebrata nel corso di una cerimonia che il Comune intende presto promuovere, coinvolgendo la cittadinanza, in particolare i ragazzi. I giovani del nostro Comune devono prendere esempio dei loro nonni o bisnonni che hanno dimostrato amore per il proprio territorio. I giovani sono la nostra ricchezza, ma questa ricchezza bisogna spenderla bene, prendendo esempio dai nostri avi. E l'Hockey Bassano con il settore giovanile punta in alto, tanto da decidere di far dormire nel palazzetto 50 ragazzi con i loro allenatori. Hanno fatto 2 giorni di preparazione fra giochi e sport. I ragazzi del Bassano Hockey 1954 hanno partecipato al camp Notte Magica con i pattini, organizzato il 27 e 28 dicembre. In questi 2 giorni i ragazzi del settore giovanile del club hanno alternato allenamenti e giochi, mangiando e dormendo una notte all'interno del palazzetto con i loro allenatori. Il camp si è concluso con un allenamento fatto insieme alla prima squadra e con una cena alla quale erano presenti tutti i ragazzi, le loro famiglie, i giocatori della prima squadra e i dirigenti, con una partecipazione complessiva di oltre 150 persone. Altra bella notizia, il fatto che dopo oltre 15 anni è ritornata una squadra femminile composta interamente da ragazzine under 13 che parteciperà al campionato nazionale. Ricordiamo la notizia con cui abbiamo aperto il titolo del Gazzettino: un virus uccide Beatrice a 5 anni, il papà, volevamo donare gli organi ma l'infezione le ha compromesso tutto il corpo. Grazie, è tutto per oggi, buona giornata, ci vediamo stasera a Focus alle 21:15 e grazie a Francesco Ceroni, Italo Moravo e Nadia Brazzo in regia, buona giornata.